General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Tempo ancora molto instabile sulle nostre regioni, ma andrà via via migliorando. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo ancora instabile, con rovesci e temporali anche forti nella prima parte della giornata. Fenomeni comunque via via in attenuazione col passare delle ore. Qualche schiarita soleggiata in più al pomeriggio migliorerà ovunque entro la serata. Temperature in ulteriore calo, con minime tra 10 e 14 gradi. Massime comprese invece tra 17 e 21 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà molto instabile, specie al mattino. Andrà via via migliorando dal pomeriggio con qualche pausa più asciutta e soleggiata. Entro sera fenomeni in cessazione su tutto il territorio. Temperature in diminuzione con minime tra 12 e 16 gradi, massime comprese invece tra 18 e 20 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto, la previsione sarà molto instabile infatti al mattino, con temporali frequenti un po' ovunque, migliorerà un po' su tutti i settori, con ampio soleggiamento già a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime attese invece intorno ai 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.